Dobbiamo agire con coraggio e concretezza, è l'appello del Pontefice all'inizio dell'incontro vaticano per la protezione dei minori nella Chiesa. I lavori proseguiranno sino a domenica. Migranti per la Cassazione, il decreto sicurezza non è retroattivo in tema di protezione umanitaria. Intanto l'ASGI teme che la legge porti migliaia di irregolari in strada nei prossimi 2 anni. Concluso il concordato, per la Ailex si apre un nuovo capitolo. Dopo Fiat e Ferrari l'obiettivo è acquisire nuove commesse, ma per i prossimi mesi pare inevitabile la cassa integrazione. Prosegue il percorso di formazione dei catechisti della diocesi. Domani a Rapallo, laboratorio dedicato ai più giovani, sarà ripresa la riflessione di Don Giuliano Zanchi, Ti racconto Gesù. Il progetto didattico a scuola col museo giunto a compimento. 600 studenti delle primarie hanno riprodotto scorci della città. Da domani in mostra a Palazzo Ravaschieri a Chiavari. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. È iniziato nell'aula nuova del Sinodo in Vaticano l'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa, che proseguirà sino a domenica 24 febbraio. Dopo la preghiera iniziale, Papa Francesco ha inaugurato i lavori con una introduzione, auspicando semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da uomini di Chiesa a danno dei minori, ho pensato di interpellare voi affinché tutti insieme ci mettiamo in ascolto dello Spirito Santo e con docilità alla sua guida ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia. Con queste parole Papa Francesco ha inaugurato la prima giornata dell'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa. Il Pontefice ha ricordato la grave responsabilità ecclesiale e pastorale dell'incontro, che obbliga a discutere assieme, in maniera sinodale, sincera e approfondita, su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l'umanità. Il santo popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza. Per aiutare le riflessioni, il Papa ha condiviso come sussidio alcuni importanti criteri formulati dalle diverse commissioni e conferenze episcopali come punto di partenza, che non deve togliere la creatività che deve contraddistinguere l'incontro. Chiedo allo Spirito Santo di sostenerci in questi giorni e di aiutarci a trasformare questo male in un'opportunità di consapevolezza e di purificazione. I lavori dell'appuntamento sono iniziati con una preghiera durante la quale sono state condivise alcune testimonianze delle vittime, chi non ha potuto parlare o è stato messo a tacere. Non ascoltavano me e il mio pianto. E io mi chiedo perché? E mi chiedo perché Dio non mi ha ascoltato? I lavori dell'incontro verranno trasmessi in diretta su Telepace 2 al canale 85. Sul significato di questo appuntamento oggi su Vatican News è stato pubblicato il commento del direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, Andrea Tornielli. Lo sintetizziamo nel servizio che segue. Secondo il direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, Andrea Tornielli, l'incontro sulla protezione dei minori che si svolge in Vaticano è destinato a lasciare il segno per la presa di coscienza da parte di tutta la Chiesa delle conseguenze drammatiche e incancellabili provocate sui minori che li hanno subiti. Per la prima volta il tema viene affrontato in chiave globale secondo le diverse esperienze e culture. Il primo giorno il tema principale è quello della responsabilità dei vescovi nel loro compito pastorale, spirituale e giuridico. Il secondo tratterà soprattutto del render conto, discutendo le soluzioni da adottare in accordo con il diritto canonico. Il terzo giorno sarà dedicato all'impegno per la trasparenza nelle procedure interne alla Chiesa, nei confronti delle autorità civili, ma soprattutto di fronte al popolo di Dio. La conclusione dei lavori domenica è affidata a Papa Francesco.
Quello che si celebra in Vaticano è innanzitutto un evento ecclesiale, un dialogo fra pastori in comunione con il successore di Pietro, spiega ancora Tornielli. Per questo la preghiera, accompagnata dall'ascolto delle vittime, scandisce ogni appuntamento. I primi 3 giorni di lavoro culmineranno nella liturgia penitenziale, perché di fronte all'abisso del peccato i credenti sono chiamati a chiedere perdono. Questo nuovo passo è per la Chiesa l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie iniziata poco meno di 20 anni fa con l'introduzione di leggi sempre più severe ed efficaci per contrastare la piaga degli abusi, procedure che hanno permesso di ridurre drasticamente il numero dei casi, come dimostrano tutti i report pubblicati di recente. Con l'incontro che si apre in Vaticano, la Chiesa indica così una strada non soltanto alle proprie gerarchie e alle proprie comunità, ma offre una sofferta testimonianza e un impegno preciso alla società, perché la protezione dei minori è questione che riguarda tutti, come dimostrano le impressionanti cifre sui minori abusati nel mondo. Torniamo ora a parlare di accoglienza. Sulla protezione umanitaria la Corte di Cassazione nei giorni scorsi ha stabilito che il decreto sicurezza non è retroattivo. Intanto l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione si dice preoccupata per il clima di insicurezza nel Paese. Vediamo. Le nuove norme sulla protezione umanitaria contenute nel decreto sicurezza non potranno essere applicate alle domande presentate prima del 5 ottobre, data di approvazione del decreto. La legge dunque sarà applicata solo alle richieste delle persone arrivate dopo quella data. La decisione della Corte di Cassazione, dato che la maggior parte delle richieste è stata presentata prima di ottobre, ma 23.000 migranti si sono visti negare qualsiasi tipo di protezione, è prevedibile una serie di ricorsi. Sul tema torna l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che cita l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Predice circa 130.000 irregolari nei prossimi 2 anni. Quindi sostanzialmente per le difficoltà legate all'abrogazione di questo tipo di permesso e all'impossibile rinnovo dello stesso, noi andremo ad affrontare quello che in realtà è proprio l'antitesi della sicurezza. Se noi in modo del tutto arbitrario impediamo a una categoria di persone di avere una residenza, questo determina il fatto che queste persone sono sradicate, non sono incluse in una comunità locale. Secondo Elena Fiorini poi c'è il problema dell'aumento dei tempi di trattenimento dei migranti fino a 18 mesi. La giurista li definisce veri e propri centri di detenzione per persone che non hanno commesso alcun reato e, partendo dall'esperienza degli anni scorsi, la Fiorini ritiene che dire che i centri sono finalizzati all'espulsione non sia vero. Perché quando erano stati in realtà ridotti i tempi di trattenimento, e sto parlando del 2002, questa cosa era stata fatta anche su richiesta degli operatori delle forze dell'ordine, perché era stato dimostrato che aumentare i tempi di trattenimento non aumenta le possibilità di rimpatrio. Le possibilità di rimpatrio per la gran parte delle persone non ci sono. Ora cambiamo argomento. Per Ailex Italia adesso si apre un nuovo capitolo. Lo scorso 15 febbraio il Tribunale ha dichiarato concluso il periodo di concordato preventivo che ne ha quindi evitato il fallimento. L'azienda, l'ex Lames, è riuscita a pagare i creditori e può quindi ritornare a pieno titolo sul mercato alla ricerca di nuove commesse. 2 quelle che sono già state acquisite da parte di FCA e di Ferrari. Vediamo. Il fatto di aver chiuso questo capitolo è molto importante. Dobbiamo ringraziare, devo personalmente ringraziare nuovamente tutti i dipendenti, il commissario giudiziale che ha lavorato sodo per tantissimi anni in grande collaborazione con noi. E niente, quindi questa è una pagina che chiudiamo. Il concordato è anche stato utile perché ci ha consentito di uscire da una situazione di crisi che avrebbe portato inevitabilmente a ben peggio. Questo è stato possibile anche grazie a Ailex, non dimentichiamocelo, e grazie al lavoro di tutti quanti. Che capitolo si apre adesso? Adesso si apre un capitolo dove non abbiamo più il paracadute, se vogliamo, o la scusa del concordato, dobbiamo camminare con le nostre gambe, e quindi questo deve essere di stimolo, non deve essere un elemento di preoccupazione, tutt'altro. Siamo rientrati ormai da diversi mesi a pieno titolo nel mercato, stiamo partecipando a gare importanti, qualcuna l'abbiamo portata a casa in questi ultimi mesi, che è un segnale positivo, e altre sono in corso. Che commessi sono arrivati in questi mesi? Beh, le ultime 2 in ordine di tempo sono la 500 BEV, che è la prima vettura elettrica a produzione Mirafiori di Fiat, la cui produzione partirà nel 2020, di questi giorni, di queste ore, direi,
l'assegnazione della nuova Ferrari, il modello non intermedio commerciale, ma il modello in codice è F169, una vettura ovviamente della nuova gamma Ferrari. Anche questa è molto importante perché, a parte il fatto che il cliente è molto prestigioso e quindi giustamente esigente, va seguito con grande attenzione, è una delle nuove vetture marchio Ferrari, ne seguiranno delle altre, quindi speriamo di poter portare a casa anche queste. Nel periodo del concordato l'azienda non ha potuto partecipare all'acquisizione di nuove commesse. Ci sarà cassa integrazione nei prossimi mesi oppure no? Prematuro dirlo, sicuramente avremo un calo del fatturato nel corso del 2019 perché anche le gare che stiamo portando a casa e che abbiamo portato a casa recentemente vedranno un inizio della produzione dal 2020 in poi. Non sappiamo ancora quantificare il tutto, dipenderà molto dall'esito di alcune gare che sono in corso. Pur con la dovuta precauzione, il Movimento 5 Stelle valuta positivamente già annunciati spostamenti dei reparti da Sessi Levante a Rapallo e Lavagna previsti dal piano di riorganizzazione dell'ASL 4 Chiavarese. Il consigliere regionale Fabio Tosi in una nota precisa però che è necessario potenziare il servizio di trasporto pubblico locale che collega la zona dell'ospedale col centro cittadino e con Santa Margherita Ligure. Il consigliere comunale di Rapallo Federico Solari inoltre chiede che vengano previsti parcheggi non a pagamento nelle immediate vicinanze dell'ospedale. Infine gli esponenti pentastellati invocano un potenziamento del punto di primo intervento per quanto riguarda l'ospedale rapallese. Sono iniziati i lavori di rinforzo strutturale dei 14 pali costituenti l'impianto di pubblica illuminazione di Piazza Milano, risultati pericolosi per la pubblica incolumità a causa della presenza di consistenti tracce di corrosione in prossimità della sezione di incastro tra il palo e il plinto di fondazione. Contemporaneamente al rinforzo strutturale si procederà alla verniciatura dei pali e alla sostituzione di 28 corpi illuminanti con luce a LED. L'importo dell'intervento è 25.000 euro, la durata dei lavori è stimata in 15 giorni lavorativi. E ora lo spazio all'economia. Oggi parliamo della cosiddetta rottamazione ter, delle cartelle e della definizione agevolata chiamata saldo a stralcio. I dettagli nella scheda della settimana, la sigla. I contribuenti che intendono aderire alla rottamazione ter per cartelle e avvisi dal 2000 al 2017 possono compilare e inviare le richieste direttamente online dal sito di Agenzia delle Entrate e Riscossione con il servizio Fai da te, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di PIN e password ma allegando il proprio documento di identità, sia nell'area riservata per chi accede utilizzando SPID o le credenziali personali fornite dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS. Per utilizzare il servizio Fai da te in area pubblica bisogna accedere nella pagina dedicata alla definizione agevolata 2018. In questa sezione è possibile richiedere il prospetto informativo, ovvero una fotografia della situazione debitoria che al contribuente permette di presentare correttamente la domanda di adesione alla definizione agevolata. Per presentare la domanda online vanno compilati i campi del modello DA 2018, cioè la domanda per rottamare cartelle e avvisi e inviare la richiesta agli uffici regionali competenti per territorio. È necessario inserire tutti i dati anagrafici, le informazioni di contatto, indicare email di riferimento e compilare il campo dove deve essere inserito il numero delle cartelle o degli avvisi per i quali il contribuente chiede di pagare il debito. Infine, dopo aver verificato il riepilogo dei dati, il contribuente deve indicare se pagare in un'unica soluzione oppure a rate e cliccare su conferma. Fai da te è presente anche nell'area riservata di Agenzia delle Entrate e Riscossione, dove accedendo con le proprie credenziali o con SPID non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento. Sarà possibile visualizzare direttamente il prospetto informativo, quindi compilare e inviare la domanda di adesione selezionando i documenti che si intende rottamare. In alternativa, il modello di domanda DA 2018 può essere trasmesso tramite PEC all'indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo, oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Nelle nuove pagine del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it dedicate al saldo, stralcio e alla definizione agevolata 2018 è possibile approfondire il tema della definizione agevolata, scaricare i modelli, consultare le guide e la normativa di riferimento.
Torniamo in studio a Lavagna. Nel 2019 l'imposta di soggiorno verrà gestita mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica condivisa che consentirà il calcolo dell'imposta dovuta, l'invio delle dichiarazioni mensili nonché la compilazione del conto di gestione annuale. Per impararne l'utilizzo il Comune organizza un corso di formazione per gli operatori che si terrà il prossimo 27 di febbraio alle 14:30 nella sala consigliare. Si è tenuto questa mattina all'interno dello stabilimento Fincantieri a Riva Trigoso, alla presenza dell'assessore regionale ai lavori Gianni Berrino, il secondo incontro di illustrazione alle aziende dell'indotto del protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Fincantieri e organizzazioni sindacali, finalizzata a promuovere l'occupazione locale nella cantieristica navale. Punto di riferimento sono i centri per l'impiego e il portale web Formazione Lavoro, dove più di 1350 aziende hanno aderito alla piattaforma di incrocio tra domanda e offerta. L'accordo con Fincantieri prevede la presenza sul portale di una sezione dedicata alla ricerca di figure lavorative nell'ambito dell'azienda e del suo indotto, quali carpentieri, coibentatori, coloritori, elettricisti, molatori e saldatori. Prosegue il cammino diocesano di formazione per i catechisti. Domani sera alle 19:30 nei locali della Casa della Gioventù a Rapallo si terrà un laboratorio dedicato in particolare alla catechesi dei giovani. L'incontro inizierà con una cena e proseguirà col laboratorio sul tema I giovani raccontano Gesù. Il primo gesto del cammino diocesano di formazione è stato l'incontro col teologo Don Giuliano Zanchi. Noi lo abbiamo intervistato, ascoltiamolo. Dai segni delle parole al segno della vita. La catechesi oggi quali conversioni deve affrontare? Ma io lo dico sempre con questa espressione che la vita cristiana, se non è anzitutto vita, non è nemmeno cristiana e quindi non è capace nemmeno, come dire, di rendere eloquenti anche i contenuti attorno a cui è costruita e che la catechesi cerca di esprimere. Quindi la fecondità del lavoro catechistico cresce nella misura in cui una comunità è veramente capace di dare forma a dei legami veramente cristiani, cioè anzitutto mostrare il cristianesimo come forma della vita, attraverso la fatica di uomini e donne che liberamente e per amore danno alla loro vita e non al loro tempo libero la forma del Vangelo. Di fronte alla fatica dei catechisti a declinare la narrazione di Gesù nel contesto culturale contemporaneo, quale fascino l'intera comunità cristiana è chiamata ad esercitare? Beh, io penso quella di essere come Gesù, cioè il cristianesimo è questo nella sua testimonianza radicale, cioè il fatto che l'unico modo attraverso cui anche l'uomo di oggi può ancora vedere Gesù è attraverso il segno della sua comunità e quindi che la comunità cristiana sia, come dire, riflesso visibile, eloquente, vero, autentico di quelli che sono i sentimenti, lo stile, le forme, il modo di vivere che è stato di Gesù. Solo questo deve fare. Il rapporto tra il catechista e lo studio, da riscoprire? Beh, assolutamente. Studio o approfondimento o comunque la capacità di narrare in modo nuovo e più comprensibile alla ragionevolezza dell'uomo di oggi, come dire, il tesoro del deposito cristiano. Però qui ci vuole veramente non la ripetitività delle formule che si trascinano per inerzia, ma veramente anche la generosità appunto dello studio che si applica ad approfondire il nuovo modo con cui si può leggere la scrittura e intendere i temi cristiani. Per l'anno scolastico 2017-2018 il Comune di Chiavari ha ricevuto un contributo regionale di quasi 19.000 euro da destinare a borse di studio per l'acquisto di libri di testo scolastici. Oltre 11.000 euro sono stati erogati a tutti i richiedenti aventi diritto per il rimborso parziale delle spese sostenute. I rimanenti 7.610 euro sono stati equamente suddivisi tra i due comprensivi chiavaresi della Torre e Chiavari 2 per l'acquisto di altri contenuti didattici anche digitali da fornire agli studenti in comodato d'uso. Per l'anno scolastico in corso sono stati stanziati invece 34.200 euro che saranno distribuiti in base alle spese sostenute dalle famiglie, autocertificate e giustificate da idonea documentazione valida ai fini fiscali e nella parte eccedente destinati sempre alle scuole dei comprensivi.
E come di consueto il giovedì apriamo la nostra finestra sull'arcidiocesi di Genova. La linea quindi va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti o che sono in programma nei prossimi giorni. Linea a Genova. Un saluto da Genova. Inizia oggi una nuova iniziativa diocesana per riscoprire il sacramento della confessione. Nella chiesa di Santa Zita, infatti, ogni terzo giovedì del mese è in programma una liturgia penitenziale, durante la quale giovani e adolescenti possono accostarsi a questo importante sacramento. L'appuntamento è dalle 19 alle 20:30. Oggi per la prima volta, ma il successivo giovedì sarà il 21 di marzo. Il Movimento Ragazzi aderisce quest'anno all'iniziativa Mi illumino di meno, una giornata nazionale di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico. In programma venerdì 1 marzo. Intervengono varie realtà che offriranno laboratori e incontri sull'argomento. Il programma prevede alle 18:30 nella sede del Movimento Ragazzi in salita Oregina 48 un aperitivo di autofinanziamento a sostegno dei progetti del dopo scuola per i ragazzi delle scuole superiori e per i bambini delle scuole elementari del Movimento Ragazzi. Le attività prendono avvio a partire dalle 19:30. Per informazioni e adesioni www.movimentoragazzi.org. A seguito delle numerose richieste viene proposta una versione rinnovata e ampliata della tradizionale visita domenicale al Museo del Tesoro della Cattedrale. Il prossimo appuntamento è per domenica 24 febbraio alle ore 15:30. Il costo è di 10 euro comprensivo del biglietto d'ingresso al museo. È necessaria la prenotazione al numero 010 20 91 863 oppure via mail a museotesorogenova@libero.it. Il MEIC, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, organizza un incontro rivolto a tutti i ragazzi sabato 2 marzo dalle 9 alle 17 presso il Centro Diocesano di Azione Cattolica in Vico Falamonica 1. Il tema della giornata, i giovani di fronte al lavoro, nasce da un percorso di studio del MEIC genovese relativo ai temi etici ed economici in relazione proprio ai giovani, quindi le sfide, le prospettive, le attese. Cambia location quest'anno il tradizionale appuntamento con la Via Crucis cittadina nel periodo quaresimale. Non si svolgerà più infatti in Piazza della Vittoria, ma al Porto Antico. L'appuntamento è per venerdì 15 marzo con inizio alle 20:30 dall'Acquario. Da Genova è tutto, restituisco la linea a Chiavari. Grazie, continuiamo il giornale. 3 giorni di letture, musica, talk, performance artistiche, iniziative in diversi luoghi di Santa Margherita accompagneranno la consegna del premio Fernanda Pivano che si terrà domenica 28 aprile. Riconoscimento in omaggio alla celebre scrittrice e giornalista nel decennale dalla sua morte, torna così alle sue radici e riprende casa nella cittadina tanto cara alla Pivano. Si tratterà di un'edizione rinnovata, sottolineano gli organizzatori, all'interno del Festival della Disobbedienza. Dichiara il primo cittadino sanmargheritese Paolo Donadoni: essere riusciti a riportare a Santa Margherita il premio Pivano ci riempie di orgoglio. Ringrazio Michele Concina, anche lui come Nanda, innamorato della nostra città, per aver condiviso questo progetto insieme. Il percorso didattico a scuola col museo, che ha coinvolto 600 bambini delle scuole primarie, giunge domani a compimento. Alle 17 a Palazzo Ravaschieri a Chiavari sarà inaugurata la mostra degli elaborati che saranno così visibili alla città. I piccoli artisti hanno rappresentato scorci cittadini e la città del futuro. Vediamo un'anteprima nel servizio che segue. Come si è svolto questo enorme lavoro e che cosa succederà domani? Sì, allora domani ci sarà l'inaugurazione alle ore 17, appunto qui in Società Economica, di questo lavoro che è il completamento, diciamo, e l'allestimento di tutti i laboratori che abbiamo fatto con le scuole primarie di Chiavari. Il progetto era Scuola col Museo, Paesaggi di Mare, l'arte interpreta la Riviera. Si svolgeva in 2 tappe, una all'esterno in città con 3 tappe di disegno di fronte ad alcuni edifici e piazze del centro storico di Chiavari, e
e poi qui all'interno in quadreria, dove confrontavamo questo lavoro fatto all'esterno con alcuni artisti che hanno appunto raccontato il territorio di Chiavari e della Riviera. E questo che vediamo alle mie spalle è la realizzazione proprio di questo lavoro fatto dai bambini, diciamo da quasi 600 bambini che hanno partecipato ai laboratori. Lo chiudiamo aprendo una mostra appunto dei laboratori didattici dei bambini della scuola primaria e lo facciamo all'interno del palazzo, piacevolmente invaso da oltre 600 bambini delle scuole di Chiavari, dove abbiamo allestito i disegni che i bambini hanno fatto con Maria Rocca, e quindi presentiamo la città, la Chiavari domani, vista con gli occhi dei bambini di oggi. Per la prima volta vede il progetto realizzato in toto con questa mostra. Che effetto le ha fatto? Ma io devo dire la verità, è stata una piacevole sorpresa, perché già da subito ci è piaciuto come idea, ma visto realizzato è una cosa davvero davvero simpatica e piacevole. E adesso vediamo la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 22 febbraio. Il giornalista sportivo Emanuele Dotto intervisterà il campione del mondo di nuoto gran fondo Edoardo Stocchino. L'inizio alle 10:30 all'Istituto Liceti di Rapallo. La regia è della Winner Volley. Continua il corso di formazione per volontari dell'AVO Monte di Portofino. Relatrice sarà Marida Federici, psicologa dell'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, sezione del Tigullio. L'inizio alle 16 nei locali di casa Monsignor Solimano a Santa Margherita Ligure. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Quairolo Luca Perego tratterà il tema Ostacoli artificiosi e opportunità artificiali. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nella sala livellaria di Via del Pino Daniele Lazzarin svolgerà una lezione di storia del cinema sul tema Blade Runner di Ridley Scott e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Alle 17 alla Croce Verde di Largo Casini a Chiavari incontro sull'argomento Autonomia regionale differenziata. Tra gli ospiti Matteo Cosulic, professore di diritto costituzionale all'Università di Trento. Alle 20:30 nell'ex scuola di Sant'Ambrogio di Zoagli incontro informativo sul nuovo servizio di nettezza urbana affidato alla ditta Aprica. I residenti sono invitati a partecipare. La famiglia Bellier è il titolo del film al centro della serata che si svolgerà nel salone parrocchiale della Canonica di Cicagna. L'ingresso è libero. L'iniziativa è organizzata dal Cineforum delle parrocchie del Vicariato della Fontana Buona. L'inizio alle 20:45. E infine, per i venerdì letterari di Lavagna, alle 20:45, nella Sala Albino della Biblioteca Comunale, Biagio Goldstein Bolocan presenterà il suo libro La bella resistenza. Modererà Massimo Amicone. Con l'agenda di Telepace termina il giornale, anche questa sera, prossimo appuntamento come sempre, rinnovato domani 12:45 con TG Tigullio. Grazie per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.